10:07, i bischeri di Vodafone non hanno ancora chiamato, io aspetto le 11 e dopo tiro sul disastro. È meglio che non pubblico la telefonata, perché sennò altro che parolazze. Mamma mia, aspetta. Eccoci qua, sono le 11, Vodafone che doveva chiamare alle 10 ha chiamato, ma figurati, noi li chiamiamo noi, sono proprio dei cialtroni. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone. Vi ricordiamo che la chiamata al numero 190 è gratuita solo se sei un cliente Vodafone. Ma buttate via. Altrimenti, se sei già Voglio diserbarvi tutti, no? Passare a Vodafone. Se vuoi parlare con un consulente, vi informiamo che l'attesa potrebbe prolungarsi a causa delle numerose chiamate. È tutta gente che vi bestemmia dietro come me. Vodafone per trovare tutte le informazioni. No. Digita il numero Vodafone per il quale desideri assistenza. Fermo là. Chi se lo ricorda? Ma ci ho scritto tutto io, aspetta là. Il numero inserito non è Vodafone. E grazie, non ho inserito niente, ferma là. SIM dati. Chatta con un nostro consulente dal sito Vodafone.it. No, occhio, Se hai femmina, richiesto aspetta. il passaggio del tuo numero a Vodafone, chiama Tasi un attimo, 190 aspetta. provvisoria. Altrimenti, digita nuovamente il tuo numero di cellulare. Eccolo qua, ferma. 3, 4, 7. Questo, quello. Questo, quell'altro e 0. Per scoprire le offerte speciali a te dedicate, chiama il numero gratuito 40 333 dal tuo cellulare. No, Per il PUC, digita 1. no. Stiamo trasferendo la chiamata Tia al primo segretaria. consulente disponibile, che potrebbe rispondere dall'estero nel rispetto della normativa sulla privacy. Questa chiamata potrà essere registrata. Anche la vostra, per garantire la qualità della giornata mia. Se no mi gira le balle, dopo la qualità salta, no? Pam. Vodafone sono del signore che rispondo da via, codice operatore 18834, salve. Buongiorno Pier Silvio, sono Yuri. Io aspettavo una vostra chiamata alle ore 10, però ho già tirato su le scommesse che non mi chiamavate, quindi ho vinto tanti soldi con le scommesse. Però avrei bisogno comunque di risolvere il problema che è ancora in piedi. Lei tramite il numero di telefono riesce a vedere la pratica e l'ultima telefonata col suo collega? Sì, noi possiamo già verificare. Per- Come ne posso essere utile? Perfetto. Mi spiega brevemente, per favore. Allora, io avevo fatto una tariffa Vodafone e un suo collega mi aveva detto: guarda, quando finiscono i giga di questa tariffa Vodafone che tu vedi a monitor, ti arriva un SMS con la domanda: vuoi continuare questa offerta? Rispondi sì, ti viene tolto il credito, oppure se non rispondi non ti viene tolto il credito, ma neanche ti vengono dati i giga, giustamente. Cosa succede? Ho richiamato per un altro motivo un'altra tua collega e mi ha detto: no, guarda che quello che ti ha spiegato questo collega non è vero. Allora io gli ho detto: ma siete una manica di cialtroni, disdico tutto. Allora la disdetta è avvenuta il 15 di febbraio. Cosa succede? Costava più o meno 20-25 euro al mese questa tariffa. Mi sono trovato scalati dal mio conto corrente bancario 86 euro. E lì il collega, l'ultimo tuo collega, mi ha detto: è perché è stato usato un APN diverso. Però gli ho spiegato che io quando sono nato non sapevo qual era l'APN Vodafone. Se Vodafone non mi dice cambia l'APN, io non posso cambiarlo. E quindi ho bisogno adesso di essere rimborsato di quell'importo non dovuto. I 20 euro, 25 ve li pago. Dimmi ancora, per favore. Sì? Allora, lei al momento vedo che non ha nessuna promozione su questa scheda. Sì? Però... Non ha nessuna promozione sul numero. Esatto, perché il numero l'ho staccato, tolto fisicamente la SIM dal tablet e ho fatto la disdetta come mi aveva detto di fare il collega, e mi ha garantito che il 15 febbraio era disdetto, era tutto finito e va bene. Però quando è stato utilizzato un periodo con un APN diverso da quello che ci andava, perché nessuno di Vodafone mi ha detto: Yuri, guarda che devi cambiare APN.
E Yuri non può sapere l'APN di Vodafone, capisci? Come non sa parlare il russo, il cinese e tante altre cose. Bisogna che qualcuno glielo dica. Per quel motivo, invece di scalarmi 20-25 euro, adesso l'importo preciso non me lo ricordo, mi avete scalato 86 e io sono molto arrabbiato. Io vi pago i 20-25 euro del mese che ho fatto, ma gli altri li voglio subito indietro. Allora, per questo la farò ricontattare io dal reparto dedicato. Ancora? Dal reparto che si occupa con... Ma non mi chiamano mai, accidenti, ogni volta mi dicono ti facciamo richiamare qua, ti facciamo richiamare là e ti mandiamo l'SMS con scritto richiamami, non arriva mai l'SMS e mai mi richiamate. Quello che ti dico è che... Io la sto ricontattando tra una mezz'oretta, massimo un'ora, dal reparto dedicato, dal reparto che si occupa con le fatture. Quindi mi prometti che entro un'ora mi chiamate? Quindi non scommetto soldi allora stavolta, se no perdo. Assolutamente. Ok, no. quindi stavolta niente scommesse, se no perdo. Va bene, dai. Assolutamente, la richiameranno dal reparto dedicato per spiegare tutti i dettagli della fattura e vediamo cosa si può fare appunto per ricevere questo eventuale ricorso. Eventuale, cazzo, ma avete inculato i soldi per una cosa che non mi avete spiegato? Togli pure l'eventuale, scusa. Come io a te non ti dico che devi cambiare APN nel tuo telefono, tu come fai a saperlo? Capisci? Se tu adesso fai la TIM o la 3 e nessuno ti dice devi cambiare l'APN che ti viene proposto, tu non lo sai e ti addebitano 80-100 euro per niente, è una truffa, capisci? Ovviamente noi come clienti dobbiamo chiedere sempre prima per avere assistenza. Ovviamente quando lei acquista una scheda, non so, in negozio per esempio, lei questa scheda la utilizza tramite modem, sì? Modem wifi. La utilizzavo nel tablet, ma Nel tablet. il tuo collega... Il tablet ha una porta di accesso mentre il telefonino ha un'altra ancora. Ok, ma chi me lo vende deve dirmelo lui. Io come posso sapere? Cioè, capisci? Io, essere umano che entro in questo mondo, come faccio a sapere una cosa che non ho mai visto e mai sentito? Cioè, capisci che non sta in piedi come cosa? Cioè, siete voi della Vodafone che sapete e dovete spiegare alla gente devi cambiare l'APN, anche perché io credo che la maggior parte degli esseri umani, o perlomeno gli italiani, non sa neanche cos'è l'APN. Capisci? Al massimo sa cos'è la KTM, che è una marca di moto e biciclette, ma l'APN, nessuno sa cos'è l'APN. È un termine tecnico. Hai capito? Quindi se non me lo dite voi, non è che potete rubarmi i soldi così. Io le assicuro che verrà ricontrattato entro un'oretta dal reparto dedicato. Faranno le verifiche opportune e le richiamano. Ok, quindi entro mezzogiorno e 07. Certo, assolutamente. Va bene, ottimo, dai, sei stato molto gentile, scusa se mi sono arrabbiato con te, ma io sono arrabbiato con la Vodafone, che è una cialtrona, non con te, sai? Grazie. Grazie a Ciao. lei, saluto, Ciao. una buona giornata. Altrettanto. Eccola, ovviamente, mezzogiorno e 07, Vodafone non ha chiamato, potevo anche scommettere, cavolo. Ho perso i soldi alla scommessa, vedi quante opportunità di guadagno buttate via. Vabbè, richiamiamo. Vodafone la conosco molto bene perché ce l'avevamo in azienda, quindi dove lavoravo ero io che gestivo la parte telefonia, quindi so molto bene i tipi di truffe che fanno. La Vodafone gioca molto su questo. Lei spara delle truffe, delle incaprettate legalizzate a tot persone. Chi poi si impunta e riesce a spiegargli un attimo la logica, il discorso che non sta in piedi, viene rimborsato. Però appunto qual è il loro giochetto che fanno? Dicono non tutti si ribellano, cioè la gente tira due porchi, due santi e basta, sta zitta e paga, capisci? Anche il discorso, poi mi pare è andato anche alle Iene questo discorso, se non sbaglio, non vorrei ricordare male, perché se io non guardo la TV vedo ogni tanto le puntate delle Iene in streaming. Discorso dei servizi a pagamento, gli SMS, oroscopi eccetera, che loro li hanno sparati a tutti
e poi dicevano, la loro risposta era sempre perché ti sei attivato in qualche sito, per sbaglio hai cliccato, ma sai, non a tutti puoi dire hai cliccato per sbaglio, voglio dire, no? E dopo un'altra cosa, dopo aver un attimo istruito la popolazione sul fatto che questi servizi sembra che ti entrano anche se non vuoi, hanno iniziato a metterti dentro, incluso non a richiesta, almeno per quanto riguarda i pacchetti aziendali, il discorso antivirus. Antivirus significa la prevenzione da queste truffe che la stessa Vodafone ti infila dentro. È un po' un pizzo, eh? Va buono, mezzogiorno e 56, figurati se Vodafone ha chiamato e quindi li richiamiamo noi per l'ennesima volta, no? È un altro tipo di politica, nel senso che trovano comunque chi non si impunta e sperano che non richiamando e via discorrendo la gente abbandona. Sei un cliente secondo il piano del tuo operatore. Tariffati, Se non va sei a il nostro casa. cliente e vuoi se vuoi parlare con un consulente, ti informiamo che l'attesa potrebbe prolungarsi Come a causa sempre. delle numerose chiamate. Numerosissime. Vai sull'app My Vodafone per trovare tutte le informazioni. No. Digita il numero Vodafone per il quale desideri Ecco assistenza. appunto, lo stavo cercando, fermo là. Tac, tac, tac. Il Arrivo. numero inserito non è Vodafone. Non ho inserito Per niente. assistenza sulla tua SIM dati, chatta con un nostro consulente dal sito vodafone.it. no. Fermo. Riscrivo, Il numero 3, inserito 4. Merda, ho sbagliato. No, mi ha... Ho sbagliato il numero, devo rifare tutto da capo. No! Maledetti bifolchi. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone. Ti Ma ricordiamo buttati che la chiamata digita il numero Vodafone per il quale desideri assistenza. Arrivo. Digita 1. Per sapere come avere informazioni sulla tua SIM, digita 2. Per bloccare una SIM per furto o smarrimento, digita 3. Per ricevere l'assistenza di un nostro consulente, digita 4. Per tornare al 4, 4, via. Per garantire la qualità del servizio, questa chiamata potrà essere registrata. Anche la vostra. Informativa. Ah. La preghiamo di attendere. E sapessi cosa ti prego io. Pam pam param pam pam. Pam. La preghiamo di attendere. La preghiamo di attendere. Benvenuti in Vodafone, sono Vanessa del servizio clienti codice 24320, rispondo dall'Italia. Buongiorno Vanessa. Buongiorno. Io volevo scommettere che non mi chiamavano entro mezzogiorno, ho perso tanti soldi. Che di solito faccio le scommesse con la Vodafone e le vinco sempre. Il tuo collega mi ha detto no, non serve scommettere stavolta, a mezzogiorno e 07 ti chiamano. Guarda, soldi persi, vabbè. Ascolta, non so se riesci a vedere la mia pratica col numero di telefono che ho digitato. Vediamo. Allora, con questo numero da cui stiamo parlando? No, il 347. Ah, ok, allora un secondino. Che si tratta? Allora, vedo di riassumertela brevemente, anche perché ogni volta, ogni nuovo operatore devo riassumere tutto. Cosa succede? Io ho fatto una tariffa internet con la Vodafone per diciamo motivi di scorrettezza da parte dell'operatore Vodafone, ho voluto subito disdirla, quindi per cui questa SIM è stata disattivata il 15 febbraio, mi hanno confermato. È stata anche tolta dal tablet per sicurezza, quindi è proprio completamente scollegata. Però nel
periodo di utilizzo nessuno mi aveva mai detto che bisognava cambiare APN, e giustamente uno neanche sa cos'è l'APN, uno sa cos'è la pasta Barilla, quelle cose lì, ma l'APN insomma credo non sia da tutti, no, esserne a conoscenza. E quindi invece di pagare quei 20-25 euro mi sono stati scalati 86 euro, allorché mi sono un po' alterato, insomma, capisci? E quindi io aspetto l'accredito di quell'importo non dovuto. Ma aveva già parlato di questo con un mio collega in questi giorni? Sì, altri due suoi colleghi, sì, che poi dicono sempre ti mandiamo l'SMS, richiamami, ti richiamiamo fra un'ora, domani, eccetera, e non richiama mai nessuno. E quindi L'ultimo collega con cui ha parlato stamattina cosa le aveva detto? mi aveva Stamattina cosa le ha detto detto? che non serviva scommettere, e anche là ci ho perso un bel po' di soldi, perché a mezzogiorno e 07 mi avrebbero richiamato per chiarire e sistemare più che altro questa faccenda qui. Ma lui l'avrebbe richiamata? No, l'ufficio fatturazione mi diceva. Allora ho capito cosa volevano fare, però non hanno fatto la richiesta corretta. Sì, non me ne stupisco, però neanche non vorrei star qua a fare 1000 telefonate. Cioè, se riusciamo a chiudere Allora, questa situazione... le spiego cosa devo fare io adesso. E devo fare una richiesta perché quello che in teoria probabilmente voleva fare il collega, ma forse non l'ha fatto correttamente, è una richiesta al reparto che si occupa degli abbonamenti per valutare la situazione e ricontattarla. Però in realtà il ricontatto avviene entro 72 ore, non avviene subito. Adesso Quindi io le ho posso fatto scommettere una per le richiesta 72 ore? correttamente. Allora, intanto le faccio subito la richiesta perché non era stata fatta bene. Allora, Però sai che secondo me nelle 72 ore non mi richiamano. no, questi richiamano. Quindi scommetto stavolta allora.